Beh, sicuramente i ragazzi, questi nuovi che abbiamo inserito, hanno fatto dei miglioramenti. Anche noi non ci rimane facile poter mettere un gruppo di ragazzi insieme, però abbiamo visto alcune individualità che ora incominciano a capire realmente come noi vogliamo giocare. È soltanto questione di tempo, d'altronde è la seconda volta, i ragazzi anche loro non conoscono ancora come noi vogliamo giocare, però piano piano stasera anche quei ragazzi che io non alleno hanno capito come poter stare in campo. Ci vuole tempo, ogni cosa a tempo suo. Penso che purtroppo questa sera ci sono mancati molti giocatori. Con un modulo dove noi giochiamo mancavano i giocatori fondamentali, specialmente a centrocampo. Insieme con Sandro Venturini abbiamo provato a tenere banco fino a un certo momento, però purtroppo gli avversari facevano un giro palla ed erano molto più veloci nei contrasti ed erano più, diciamo, cattivi a livello, diciamo, agonistico. Abbiamo provato a tenerli, però purtroppo non ci siamo riusciti. Le mancanze dei giocatori nostri purtroppo in determinate situazioni si sono rivelate molto negative.